Ci sarà un torneo internazionale di rugby che anche in questo caso accenderà i riflettori internazionali sulla città di Treviso. Quando più o meno? Nel mese tra giugno e luglio ci sarà questo grandissimo evento e ne sentirete parlare. Non entra nei dettagli ma assicura un nuovo grande evento per la città. Mario Conte ha archiviato il successo della 18ª tappa del Giro che ha portato nel capoluogo oltre 30.000 visitatori. Resta tanta gioia ovviamente che io vedo negli occhi della mia comunità, che ha saputo accogliere davvero nel migliore dei modi la carovana rosa, gli sportivi, i campioni e anche tutti quei turisti che sono appassionati di ciclismo, che sono venuti in città, perché una delle cose che più mi ha colpito è stata proprio questa internazionalità anche dei tifosi che sono arrivati davvero da tutto il mondo. Tappa trevigiana che fa parte di un gran finale che parla rigorosamente veneto. Regista dell'operazione d'arresto è la stessa regione. Abbiamo il tappone dolomitico che è tutto nostro quest'anno con l'arrivo in Fedaia e poi infine voglio ricordare la grande cronometro con la conclusione del Giro all'Arena di Verona. Quindi la Valpolicella, il Prosecco, le Dolomiti, tutti i patrimoni dell'umanità. Luca Zaia a questo punto rilancia: l'obiettivo dichiarato è soprattutto uno. Le Olimpiadi sono un obiettivo certo, visto e considerato che ci sono state aggiudicate, stiamo lavorando, ovviamente abbiamo avuto questi 2 anni di pandemia che non ci hanno aiutato, però si va avanti alla grande. Di fatto una ripartenza per il territorio, lo ha confermato il pubblico e lo ribadisce un'illustre trevigiana d'adozione. Io di ciclismo me ne intendo zero, ma sono qua per far felice mio figlio. Come la trovi questa Treviso? Beh, io sono innamorata di Treviso da sempre, è la mia piccola Parigi. Si ritorna fortunatamente a vivere, abbiamo tutti bisogno di un po' di leggerezza, finalmente di lasciarci andare, perché sono stati 2 anni difficili assolutamente per tutti, molto duri, e adesso abbiamo voglia di spettacolo, di arte, di sport e tutto ciò che ci può far sognare. Ineos Grenadiers è sicuro di